Clima sereno in casa Acragas, dove con il ritorno di alcuni calciatori infortunati si è rinsaldata la rosa che adesso diventa maggiormente competitiva. Certamente l'avversario di turno non è dei più facili e ciò tiene sulla corda l'intero team biancazzurro. La Cefaledium verrà all'Esseneto con il preciso scopo di rendere la vita difficile alla compagine dei Templi e magari conquistare qualche punto utile per la propria classifica. Ad un Akragas finalmente al completo si opporrà un avversario che dovrà fare a meno di un proprio calciatore per squalifica. Si tratta di Giuseppe Fazio, centrocampista appiedato per una giornata dal giudice sportivo. L'appuntamento con l'Esteneto viene anticipato di mezz'ora e si partirà alle 15 per il ritorno dell'ora solare. Ma ci sarà una novità sulla panchina biancazzurra. A causa del fermo disciplinare del medico sociale Salvatore Bottone, in panchina andrà il dottor Franco Micichè, prossimo candidato a sindaco della città di Agrigento. Infine a dirigere questa sfida è stato chiamato Vincenzo Falco di Siracusa, assistenti Davide Di Dio e Filippo Luca Scannella di Caltanissetta. Per quanto riguarda le altre agrigentine del girone, il Pro Favara anticipa questo sabato la sfida esterna con la Parma Unfal sul campo di Mondello, mentre il Canicattì sarà impegnato regolarmente domenica nello stadio del Don Carlo Misilmeri. Per quanto riguarda le altre gare che interessano direttamente l'Acregas, il Dattilo riceve l'Alcamo ultimo in classifica, lo Sporting Vallone gioca in esterno con il Cussi Palermo, mentre il Favara ospiterà la Sangataldese. Sì, è normale, dobbiamo sfruttare il fattore casa. L'abbiamo preparata bene per quello che sono comunque le risorse, perché purtroppo devo dire, ahimè, che non riusciamo a recuperare quello che speravamo, perché non sono alibi, però diciamo che da un mese a questa parte non riesco a mettere sempre la migliore formazione, ma più che altro non riusciamo ad avere poi i cambi adeguati per, eh, per cambiare la partita in corso, dare maggiore freschezza alla squadra. Purtroppo Pirrone si è aggiunto 3 piedi, l'ala non l'abbiamo recuperato, la Rocca c'ha la febbre, Fauli si sta male, e quindi anche a livello di under. Però domani sono convinto che i ragazzi metterò in campo la migliore formazione, anche se siamo, ripeto, siamo pochi, convinto che domani daremo l'anima per vincere questa partita. Ho pochi uomini a disposizione, l'avversario è un avversario dove tra le file c'è gente di esperienza, uno su tutti, Clemente, insomma, ha fatto sui 400 gol in Lega Pro, quindi in Serie C, la vecchia Serie C, quindi un giocatore che se ti distrai non ti perdona, però ripeto, domani sono convinto che i ragazzi daranno una prova di maturità, ma soprattutto, ripeto, è giusto che raccogliamo quello che ci meritiamo, anche se siamo in un momento di difficoltà.